Messo sotto accusa dalla trasmissione Report, il direttore generale della Sanità Veneta, Luciano Flor, respinge ogni addebito. Giorgio Bonomi. Di litigare, no. Quel che si doveva dire si è detto. No. Hai già visto come è finita con Report? C'è nervosismo nella sanità regionale in seguito all'inchiesta di Report sulla gestione della seconda ondata Covid dell'autunno scorso. La conferenza del direttore generale Flora finisce con il diretto interessato scortato dentro a uno stanzino di fronte alla nostra richiesta di un'intervista. Un unico punto, quello ripetuto da Flor per difendersi dalle accuse della trasmissione di Rai 3, fino al 26 marzo di quest'anno, quando è stato depositato per la pubblicazione su una rivista scientifica, non esiste alcuno studio curato dall'equipe del professor Crisanti sulla presunta scarsa validità dei tamponi rapidi. Che ci si diverte a parlare male della sanità veneta mi dà anche fastidio, ma mi dà fastidio soprattutto quando lo si fa con menzogne e dati falsi. Resta il fatto che Crisanti già il 21 ottobre 2020 fornì a Flora, ai tempi direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, tutti i dettagli dello studio, che evidenzia un'attendibilità dei tamponi antigenici intorno al 70%, inferiore quindi a quella dichiarata dalla casa produttrice. Ma dello studio fino al mese scorso non c'è traccia. Lo stesso Crisanti, in risposta alla successiva richiesta di chiarimenti, confermò di aver condotto solo un approfondimento diagnostico. Io penso serva qualcosina di più per qualificare lo studio, anzi io penso serva molto di più. Il DG della Sanità Veneta non ha escluso eventuali azioni legali e ha spiegato: il fuori onda di Report non significa che temessi ripercussioni da parte della casa produttrice dei tamponi, ma semplicemente che dovevo rispondere alle loro richieste di spiegazioni. Penso ci siano responsabilità personali, ma queste sono tutte attività che non mi competono. Questo è il laconico commento sulla vicenda del presidente Zaia.